Bene, intanto inizio subito col presentarmi, il mio nome è Salvatore Privitera, in arte ho un nome d'arte Sirip Pop, sono un manipolatore di zucchero filato, non so se qualcuno ha già visto magari delle mie opere, cos'è il manipolatore di zucchero filato? Il manipolatore dello zucchero filato è colui che va a creare delle forme artistiche con questo prodotto, lo zucchero, no? Lo zucchero filato, uno delle tradizioni più antiche dove io ho cercato di dargli vita, forma, colori ed anche dei sapori. Tramite questo appunto andiamo a realizzare diversi personaggi, come dire, diverse tipologie di rappresentazioni. Niente, io sono un tipo che non riesco appunto assolutamente a restare fermo lì, statico su quello che riesco a fare, quindi amo spingermi parecchio al di là delle mie potenzialità, continuo sempre a sfidarmi. Per questo nasce il casting del Mr. Pop, ex Pop and Fairy Floss, dove praticamente vado a selezionare 7 ragazze, 7 modelle, sto cercando 7 modelle per andare a rappresentare, nonché i 7 vizi capitali. Ogni modella dovrà darmi, come dire, la possibilità di poter esprimere il vizio capitale scelto in questione, ad esempio la lussuria, la gola, quello che sia, però il tutto corredato da un abbigliamento, quindi da un vestiario realizzato da me in zucchero filato. Quindi andrò a realizzare dell'abbigliamento in zucchero filato. La cosa bella, per renderlo ancora un po' più, come dire, più complicata, più per arricchirla, è che all'abbigliamento, quindi la tipologia di abbigliamento che andrò a realizzare sulla ragazza, al vizio capitale dobbiamo legare anche una tipologia musicale. Ok? Quindi andiamo a fare non so, l'ira potrebbe essere il rock, quindi andare a realizzare un abbigliamento che dia l'impressione del rock ma esprima l'ira. Quindi cerco veramente di andare a fare un qualcosa di totalmente innovativo. Dice sì, ma già il fatto che tu faccia un abbigliamento, lo realizzi in zucchero filato è innovativo. Bene, andiamo oltre, voglio rendere tutto un po' più particolare. Tutto qui, questa è l'idea che oggi il casting nasce da là, dalle mie follie.